Allora, prima di tutto la ricerca che è stata fatta conferma in pieno l'analisi. La maggior parte dei medici si dichiarano in crisi. Ora, per essere autorizzati a usare il concetto di crisi vuol dire che qualcosa di fondamentale deve venire a mancare. Cosa sta venendo a mancare per il medico? Prima di tutto un grado accettabile di autonomia. Il medico è sempre meno autonomo. Secondo punto, è sempre meno il medico a decidere su ciò che ha bisogno il malato. I bisogni del malato sono filtrati da molti strumenti procedurali, algoritmici, eccetera. Terzo punto, il medico ha dei problemi con la società. La società, stranamente, nonostante lo sviluppo scientifico, ha un atteggiamento diffidente, un atteggiamento che rasenta la sfiducia. E questo è un problema che dobbiamo recuperare. Poi il medico ha un altro problema grave che lo condiziona moltissimo, che è il limite economico. Lavora sempre in contesti sottofinanziati, sottoorganizzati, sottodimensionati e questo non lo mette in condizioni di esprimere al meglio la propria professionalità. Riassumendo questo quadro, direi che oggi la questione medica consiste in un processo diverso che piano piano sta negando il medico classico che eravamo abituati a conoscere e sta sostituendolo piano piano con un medico che in prospettiva non ci piace, cioè un medico poco personalizzante, poco umano, molto vicino alle macchine, molto subordinato ai problemi economici, mentre noi siamo per un medico che sia al fianco dei cittadini. Il nuovo medico del futuro, prima di tutto, dovrà produrre risultati, perché la società vuole dei risultati. Risultati ovviamente clinici, di guarigione, di trattamento. Il risultato deve essere, come dire, un obiettivo che, se fosse necessario, renderebbe persino, tra virgolette, secondaria la metodologia. Cioè, quello che conta non solo essere corretti scientificamente, bisogna essere pragmatici, cioè ottenere dei risultati. La seconda cosa, il nuovo medico deve essere capace di governare dei gradi di complessità maggiori. Abbiamo complessità inaudita, oggi fare il medico è molto molto più complesso che fare il medico, non dico tanto, ma 30 anni fa, ecco. Oggi il medico deve sapere di diritto, deve sapere di economia, deve sapere di etica e di morale, deve sapere di organizzazione e ovviamente deve sapere di scienza, quindi è veramente complesso. La seconda caratteristica è che deve, come dire, recuperare il problema dell'inadeguatezza, cioè noi abbiamo una scienza, una medicina scientifica molto forte, ma con un grado di inadeguatezza sociale molto alto, noi lo dobbiamo recuperare. Per fare questo non bastano le prediche, bisogna mettere mani ai paradigmi, ripensare i modelli di formazione, andare a parlare con l'università, immaginare un medico nuovo che sia nel terzo millennio e immaginare questo medico in modo tale da avere un ideal tipo e da questo ideal tipo dedurre la formazione necessaria, la deontologia necessaria. Cioè la crisi del medico non si risolve in modo lineare con il problem solving, aggiusto qua e aggiusto là. La crisi del medico si risolve con un pensiero riformatore, cioè ripensando, ricontestualizzando tante cose messe insieme. Questo non lo so, però il nostro dovere è, una volta che abbiamo accertato il problema, il nostro dovere è tentare di risolverlo. Indubbiamente io so per certo che se non facciamo niente come andiamo a finire, e andiamo a finire male, punto e basta. Quindi il fatto di avere una prospettiva negativa induce me, induce la Fronceo, induce l'Ordine di Venezia a mettere in campo una controprospettiva, augurandoci che funzioni.